sono Nicoletta Todesco e da parecchi anni ormai collaboro con le varie Confartigianato del Veneto. Da qualche mese sto collaborando anche con la Confartigianato di Venezia ed è nato veramente un bel rapporto. Abbiamo già tenuto un bel corso sull'apprendimento, sulla memoria, sulla comunicazione e oggi sono qui ad invitarti perché il 13 maggio a Cavallino ci sarà una serata aperitivo, un incontro formativo, quell'incontro annuale che cerca di riunire, ha l'obiettivo di riunire gli associati proprio per dare loro uno stimolo, uno strumento nuovo, uno strumento in più. Ci sarà dalle 19 alle 20 un aperitivo e poi daranno lo spazio a me e di cosa ti parlerò. Fin da bambina sono nata in una famiglia artigiana, mio padre è stato artigiano fino all'anno scorso, sono cresciuta in capannone a far matassine perché era elettromeccanico e quindi comprendo, ho sempre vissuto la realtà sia da artigiano che anche da libero professionista, perché sono 20 anni quest'anno che sono una libera professionista. Sempre più si parla di crisi, sempre più ci si confronta in una realtà in cui le cose non vanno sempre come vorremmo andassero, in cui comunque c'è un mercato sempre più contratto. Crisi, certo, sicuramente è così. La cosa bella però è che magari agendo con nuove idee, con una nuova energia, con una passione rinnovata, con degli strumenti nuovi, probabilmente si può avere un risultato diverso. Te lo dico forte di esperienza, te lo dico perché, non perché l'ho letto, ma perché l'ho vissuto, perché facendo formazione da tanti anni con gli agenti di commercio, con gli artigiani, con gli agenti immobiliari, con quelle realtà molto contratte, sto notando che conoscendo certe strategie, imparando certi strumenti, si ottengono dei risultati diversi. Pensa anche tu nel tuo lavoro, pensa quanto sia importante nel tuo lavoro avere la conoscenza del come si fa, avere quelle competenze che ti possono portare ad essere diverso, avere quella professionalità, quella, come si può dire, conoscenza umana e tecnica che ti portano a fare la differenza. Ecco, il 13 avrò proprio un'oretta e mezza a mia disposizione per darti e trasmetterti esperienza, per farti riflettere, per darti quegli strumenti e comunque quegli spunti di riflessione che ti possano portare a fare un passo oltre la crisi, perché il continuare a lamentarsi molto spesso o il continuare a dire oddio è difficile, oddio non ce la faccio, perché dopo un po' porta a perdere energia anziché a guadagnare energia. Io sono sicura che potrà essere uno spunto utile perché è stato così già molte volte e se ti affiderai un pochino, alla fine mi darai un tuo feedback. Ti aspetto il 13 a Cavallino alla serata formativa e di incontro organizzata dalla Confartigianato di Venezia. Ci sarà l'occasione di fare quel passo oltre la crisi, oltre il crash che ci può essere. Da Nicoletta è tutto e a presto! Ciao e grazie per la fiducia e per il fatto che sono certa potrei almeno sperimentare, poi giudicare. Ciao!